Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! E ancora per la cronaca, avrebbero costretto, minacciandoli di licenziamento, 95 dipendenti a firmare contratti capestro. 2 imprenditori agricoli lametini sono indagati dalla procura. Le indagini sono della Guardia di Finanza, avrebbero documentato i soprusi ai danni dei braccianti. Vediamo. Estorsioni ai dipendenti. Con questa accusa la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha emesso un avviso di garanzia e contestualmente di conclusione indagini nei confronti di 2 imprenditori agricoli, Giuseppe e Domenico Santacroce, i 2 operanti nella piana. Secondo quanto documentato dalle indagini della Guardia di Finanza, avrebbero costretto sistematicamente i propri dipendenti ad accettare retribuzioni minori, ridotte di circa 1/3 rispetto a quelle formalmente risultanti in busta paga, oppure non corrispondenti a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con la minaccia dell'immediato licenziamento. Il patto veniva stipulato, secondo quanto reso noto, prima dell'instaurazione del formale rapporto lavorativo, con esplicita esclusione della richiesta di assunzione avanzata da coloro che aspiravano all'impiego secondo le regole. Le indagini portate avanti dal nucleo mobile, dirette dal sostituto procuratore Luigi Maffia, hanno consentito di appurare che il sistema estortivo era stato eseguito nei confronti di 95 lavoratori nel periodo compreso tra il gennaio e il febbraio del 2016 e che i braccianti erano di nazionalità prevalentemente extracomunitaria. L'attività è scaturita da mirati controlli effettuati nei mesi scorsi dai finanzieri in diverse località delle campagne lametine, attraverso il monitoraggio di automezzi, sopralluoghi, appostamenti, pedinamenti e riscontri cinefotografici effettuati con il supporto dei mezzi aerei del corpo. Le indagini dei finanzieri hanno permesso di acquisire elementi circa il sistema retributivo illecito adottato dagli imprenditori oggi indagati. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!